Si tratta appunto di vedere se riesce questa, poi riesce in termini anche spettacolari ovviamente, non soltanto in termini di pensiero astratto, se riesce davvero a questa operazione, ed è un tentativo che credo sia stato fatto poche volte. Non è l'opera d'arte totale, sia chiaro, no? Ma intorno a un tema, per far meditare, per far riflettere questo tema, si assumono diverse prospettive, cioè diversi linguaggi. Ma ciò che deve risultare fondamentale è poi il tema stesso, cioè la figura di Maria. La rilettura del filosofo veneziano della figura di Maria, Generare Dio, è l'opera di inaugurazione della stagione teatrale del Teatro Verdi di Padova. Con l'apertura del sipario nella città del Santo prende il via ufficiale la nuova stagione del Teatro Stabile del Veneto. Nuova perché segnata dalla presidenza di Gianpietro Beltotto, che ha assunto le redini della realtà produttiva drammaturgica della regione. Cacciari, accompagnato dagli intermezzi musicali dell'Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Marco Angius, indaga il mito di Maria di Nazareth, un mito non solo nella devozione popolare, ma anche in letteratura, filosofia e teologia. Cacciari ci tiene a sottolineare che Maria è molto più di un contenitore, di una donna al servizio del divino. È un dramma suo, una personalità sua e un dramma suo, ma questo di nuovo lo si evince molto più dalla poesia, dalla pittura, dalla musica, che non dalla teologia. Maria viene rivisitata dal filosofo attraverso parole di poeti, mistici, teologi e padri della Chiesa, un itinerario che illustra alcune fondamentali opere d'arte, prendendo spunto dalla Pietà di Michelangelo. Ma quanto è attuale la figura di Maria? Una figura attuale è una sciocca banalità, siamo tutti attuali, ma pochissimi hanno ancora da venire. Le figure che contano sono quelle che hanno ancora da venire, che quando le incontri tu dici ma questo dirà, non ha detto, hai capito? Allora la figura di Maria dirà, non ha detto, e queste sono le figure che contano. Aperta anche la stagione al Teatro Goldoni di Venezia con uno strepitoso Giardino dei ciliegi di Chekhov per la regia di Andrei Konchalovsky in lingua originale. Presente in platea, oltre al regista stesso, anche l'ambasciatore russo.